Sicuramente abbiamo visto anche un po' la prospettiva per i prossimi anni, che questo forse è la cosa più positiva che possiamo pensare oggi. È chiaro che le difficoltà non sono poche, abbiamo la necessità di confrontarsi con le amministrazioni pubbliche per avere anche delle normative che stiano almeno per qualche anno, quindi strutturali. È anche vero che comunque le nostre imprese stanno facendo innovazione, anche se magari non lo dicono, nel senso che oggi i materiali di costruzione sono sempre nuovi, diversi e dobbiamo quindi formare i nostri addetti perché comunque ci sia la possibilità di costruire veramente un prossimo futuro con delle forti capacità e la capacità di restare nel territorio e dare a questo territorio tutta la sostenibilità che ha la necessità di farlo. Manca sempre però un po' il personale, c'è sempre questo problema delle competenze. Questo è vero, e non è facile per noi, non è facile anche per un territorio come il nostro, però è anche vero che comunque dobbiamo assolutamente cercare di far avvicinare i giovani. I giovani già lo stiamo facendo con le scuole, lo stiamo facendo in molti campi. Il tema è che dobbiamo dare delle risposte a questi giovani che possono capire che oggi fare l'imprenditore artigiano o anche sostanzialmente fare solo un addetto nel sistema, nel comparto edile è comunque remunerativo ed è comunque da grandi soddisfazioni.